Reinventare la moda o reinventare se stessi? Inseguire sogni o creare sogni? Messe in piega o messe in regola? Oggi parleremo di uno degli indumenti più indossati dagli uomini e acclamati dalle donne, che abbraccia il sublime mondo della biancheria intima. Stiamo parlando Amaya della Salute. La maglia della salute è uno di quei pochi indumenti che grazie alla sua aderenza rende il nostro corpo sinuoso, sensuale e, perché no, anche più appetibile. Veni mangiare Silla. La funzione di questo indumento magico non è soltanto quella di scaldare il nostro torace. I migliori critici del lifestyle la considerano un'armatura contro le dure battaglie, uno scudo con la quale difendersi. Chi la indossa si sente meno indifeso, meno insicuro, meno cose inutili. Da semplice indumento ad icona dell'alta moda, a tal punto da ispirare grandi artisti come la famosa poetessa Lorena d'Abruzzo, che nel 1202 gli dedicò i seguenti versi. Faccela sentire. Uomo, se mi incontri in mezza una via, solo se hai la maglia, sicché tu giusto per mio. La maglia della salute ha il potere di far arrossire le guance di noi donne. La maglia della salute ha il potere di risvegliare i più bollenti spiriti. La maglia della salute è fantastica. Infatti, mami si pure io. Ai chi sa gigliare fritto. Autore di questa fantastica invenzione è lo stilista Giuseppe Lagnuso, che ne disegnò un primo schizzo su un pezzetto di carta in un bar. Stanco di questo enorme sforzo mentale, chiese aiuto all'amico Giuseppe Compagnia, in quanto non riusciva a dargli un nome. Egli rispose: "Ah, che ne so, pensa alla salute". Anche la sociologia dice sì alla maglia della salute, perché essa assuppa i sudori ascellari, favorendo la convivialità tra gli individui. Uomo, vuoi essere elegante, casual, sportivo, ma su una cosa non si discute. Mettiti la maglia della salute. Oh, a Monica scuro.